È qui con noi la dottoressa Michaela De Vivo, grande risorsa della Federazione e esperta in normativa prudenziale. Vorremmo chiederle che impatto può avere la completa attuazione della riforma di Basilea 3 con l'avvento della CRR 3 nel mondo dei confidi. Grazie Fede soprattutto per la bellissima presentazione. Allora, la riforma della CRR3 sicuramente apporta numerosi benefici al mondo dei confidi, però le misure innovative sono tante e volendoci soffermare su quelle di maggiore impatto, io mi sento di citare quella della riscrittura dell'articolo 121, quindi la revisione del trattamento prudenziale delle esposizioni verso enti privi di rating. Dico questo perché è una misura che consentirà al mondo dei confidi di riacquisire quel valore che oggi è perso a causa di un downgrading dello Stato italiano. Adesso la normativa prevede che il fattore di ponderazione applicato alle nostre garanzie derivi da quello che è il merito di credito dello Stato, che come sappiamo dalle ultimissime valutazioni di Fitch, di Standard Poor's, resta sulla BBB, quindi sostanzialmente invariato, ma questo fa sì che le nostre garanzie vengano ponderate al 100%. Domani con la riforma invece potrebbero ricevere addirittura un fattore di ponderazione del 30%. Questo chiaramente consentirà ai confidi di riacquisire il proprio valore, ma consentirà anche un rafforzamento del rapporto di complementarità tra garanzia privata e garanzia pubblica. Questo cosa significa? Maggiori benefici prudenziali stimoleranno il ricorso alla garanzia privata mutualistica con un alleggerimento sulle finanze pubbliche e quindi maggiori possibilità sicuramente per le imprese.